Non ingannino gli 8 punti di differenza perché Real Fieschi e Mignanego arrivano al big match del Comunale di Cogorno valevole per la 10ª giornata di Prima B con numeri da capogiro. Superfluo parlare delle 9 vittorie su 9 dei padroni di casa oggi in maglia arancione. Doveroso ricordare come siano davanti le 2 migliori difese del torneo con solo 4 reti al passivo. Mignanego che si presenta nel Levante col primato di squadra ancora imbattuta lontano dalle mura amiche. Dati, numeri, statistiche che arricchiscono ulteriormente una partita che ci mette solo 5 minuti ad accendersi, anzi ad infiammarsi letteralmente, perché il cross di Ferron viene spizzato da D'Amelio, decisiva la smanacciata di Rivera che devia in corner con l'aiuto della traversa, sull'angolo che ne consegue 2 episodi da consegnare alla Moviola, perché prima il colpo di testa di Cogozzo viene respinto al di qua o al di là della linea di porta, poi Casella viene atterrato o si tuffa in area di rigore. Naku di Novi Ligure sceglie la tolleranza e lascia giocare. Alle immagini di Mattia Ciafardo l'arduo compito di avvallare o rettificare la decisione del fischietto piemontese. La risposta ospite arriva al 10° minuto con la punizione di Di Gennaro e l'uscita timida di Buongiorno. Da Novaro non ne approfitta e il colpo di testa dell'Ariete termina lato di molto. Il minuto clou della gara però potrebbe essere il 16° perché Moro ruba palla a Sannetti costringendolo al fallo da ammonizione. Per il numero 2 è il secondo giallo e Real Fieschi è in 10 con più di un'ora di gioco, anche se la reazione degli arancioni è veemente con l'azione in verticale che porta al tiro Ruffino. È fuori però la conclusione del numero 6. Di qui in poi accade un qualche cosa che al Comunale di Cogorno non si vedeva da più di un anno e mezzo, perché al 40° la giocata di Bassi è 2 secondi avanti a tutti. Il numero 7 con un tocco di prima mette Moro davanti al portiere, il resto lo fa il numero 10 con una rasoiata precisissima che alla prima vera occasione porta in vantaggio gli ospiti. È la seconda volta in campionato che la capolista va sotto, era successo con la Cella. La differenza tra quella e questa gara è tutta in 3 minuti, lasso di tempo in cui a San Pier d'Arena il Real Fieschi pareggiò salvo poi vincere 7-1, mentre oggi va addirittura sotto di 2 perché il cross di Alvarado da sinistra è un invito a nozze per Danovaro. Il numero 9 pronuncia il fatidico sì e il Mignanego chiude 0-2, un incredibile primo tempo. Ma nonostante l'inferiorità numerica e nonostante abbia preso in un tempo la metà dei gol subiti in tutto il campionato, l'impatto del Real Fieschi nel secondo tempo è devastante, perché al 5° minuto Cizmia devia di testa un cross da sinistra, Rivera ci arriva deviando sul palo, ma per Naku di Novi questa volta sì che il pallone ha varcato la linea. Proteste ospiti abbastanza marcate, ma 1-2 confermato e gara ufficialmente riaperta con il 4º gol in campionato dell'Albanese, che non si ferma qui perché al 20° concede il bis sempre di testa e sempre su cross da sinistra, completando la straordinaria rimonta degli uomini di Bottaro. E dopo aver trovato la parità nel punteggio, l'11 di casa trova anche quella numerica, perché al minuto 23 anche Saracco rimedia al secondo giallo lasciando i suoi in 10 uomini. E a questo punto Ferron e compagni provano a vincerla. Alla mezz'ora un fin qui spento Casella penetra in area, la conclusione rabbiosa viene respinta da Rivera sui piedi di Imbraguglia, il tap-in del 17 è al bromuro e Cannella salva sulla linea. Poco male per il numero 10 perché questa incredibile partita ha ancora tanto da dire. E allora a 7 dal termine Garbarino rimane lucido al limite dell'area, il servizio per Casella è una cartolina già affrancata solo da imbucare. Il numero 10 sentitamente ringrazia e corona una ripresa straordinaria dei padroni di casa. Il Mignanego rimane prima in 9 nel finale per il doppio giallo ad Alvarado, poi in 8 per il rosso diretto a Moro, ma sono solo dettagli. Finisce 3-2 con 4 espulsioni, 2 gol fantasma e la 10ª vittoria su 10 per il Real Fieschi, sempre più aliena in questo girone di terrestri. Difficile sintetizzare in pochi secondi quanto successo al Comunale di Cogorno, l'avete visto dalle immagini di Mattia Ciafardo, c'è stato tutto e il suo contrario. Quel che conta è la 10ª vittoria in campionato del Real Fieschi, sempre più capolista, onore delle armi però per il Mignanego che si conferma una grande realtà di questo girone.